Paura questa notte per un violento incendio che ha semidistrutto un mezzo pesante mentre stava entrando in autostrada A4 al termine della rampa di accesso del casello di Sant'Ostino di Livenza in direzione Venezia. L'autista ha fatto in tempo a parcheggiare il mezzo nella adiacente piazzola di sosta, scendere e allertare subito i soccorsi. Sul posto celermente sono intervenuti e hanno operato i vigili del fuoco, mezzi meccanici e personale della concessionaria Autovie Venete. A titolo precauzionale il tratto Portogruaro-Sant'Ostino in direzione Venezia è stato chiuso con deviazione obbligatoria a Portogruaro e proseguo per la 28 per chi arrivava da Trieste e Udine e divieto di entrata per i mezzi in direzione ovest. Dopo aver spento le fiamme si è proceduto alla bonifica e messa in sicurezza della sede stradale. Verso le 9 l'autostrada è stata riaperta al traffico nel tratto interessato.